Dovevo partire e non sono riuscito a partire purtroppo, per adesso, Dove deve andare? ad Anzica. A che ora avrebbe avuto il volo? Alle 8:30 sarebbe stato, purtroppo. Dicono che il volo è a Bergamo, che l'aereo è a Bergamo e che è in attesa di condizioni meteo più favorevoli per poter atterrare qui. Però al momento non so niente. Ore di attesa in aeroporto, occhi puntati sul tabellone delle partenze con la speranza di riuscire a prendere il proprio volo. È trascorsa così la mattinata per centinaia di passeggeri in partenza dallo scalo trevigiano, dove a causa della fitta nebbia diversi aerei sono stati dirottati, 4 all'aeroporto di Venezia e 3 a quello di Bergamo. Si va oltre il problema della nebbia con dei sistemi di radioassistenza, quindi favoriscono il volo strumentale. L'aeroporto di Treviso, grazie anche ai miglioramenti dei scorsi anni, ha comunque dei limiti, e i limiti sono: un volo può decollare non al di sotto dei 150 metri di visibilità orizzontale e può atterrare quando la visibilità è almeno di 300 metri. Le compagnie aeree hanno predisposto il transfer dei passeggeri con autobus privati per permettere ai viaggiatori di prendere l'aereo seppur molte ore dopo l'orario di partenza previsto. Dobbiamo partire per Vienna, sì. Qual è la situazione? E niente, che stiamo aspettando qui da quasi 3 ore forse e ci hanno dirottato il volo a Bergamo adesso e quindi stiamo aspettando di essere trasferiti lì e poi eventualmente partiremo da Bergamo alle 3, circa 7 ore dopo l'orario di partenza. Eravamo primi in macchina forse rispetto, però vabbè, cioè, comunque è nebbia, si può fare poco a riguardo le condizioni climatiche, sappiamo che l'aeroporto, la gestione sta facendo penso il possibile. Dove dovete andare? Vienna, E invece? e invece andiamo a Bergamo. Da quanto aspettate? Dalle 8 di stamattina. Avevamo anche delle prenotazioni nel pomeriggio e quindi abbiamo dovuto chiamare per spostarle in altri giorni, almeno per avere rimborso o robe varie. Siamo qua che attendiamo. Non avete ancora avuto notizie? Sì, ci vengono a prendere. Per partire dove? A Bergamo. È così. Al tempo non si comanda, purtroppo. Con il passare delle ore la nebbia si è alzata lasciando spazio ad un timido sole che ha riportato la situazione al Canova alla normalità.